Graziano Mannu 1-1 nel derby, tante indicazioni positive, specie nel primo tempo, qualcosa da rivedere nella ripresa, ma ci sono gli attenuanti perché vi è successo un po' di tutto, infortuni, cambi tattici, la forza dell'Iglesias. Comunque, volevi vedere la tua squadra, l'hai vista, sicuramente indicazioni positive. Assolutamente sì, il primo tempo è stato magnifico, lasciamo da parte il fatto che abbiamo sbloccato subito la partita, siamo stati un po' ingenui sul secondo gol perché se non lo tocchiamo non sta entrando in porta, probabilmente viene convalidato il secondo Il gol. gol annullato vostro, toccato da Melis. Esatto, potevano essere toccate e andava in gol lo stesso, ma detto questo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, grande spirito di sacrificio, delle indicazioni positive in tutti i reparti. Poi il secondo tempo una serie di circostanze, c'erano purtroppo due cambi forzati, vengono a mancare due giocatori importanti in difesa, ha giocato qualche ragazzo, comunque è valido, ma comunque in una situazione di emergenza non era facile. Ci siamo abbassati un po' più del previsto e l'Iglesias comunque ha forzato un pochino e ha raggiunto probabilmente il pari meditato. Graziano, è chiaro che gli attenuanti ci sono perché quando tu imposti una difesa e nel primo tempo bella rocciosa si è vista, poi devi fare tanti cambi e è chiaro che lì perdi. In ogni caso credo che l'obiettivo vostro è trasformare il primo tempo anche per il secondo, sarebbe il massimo. Assolutamente sì, però sapevamo che così era quasi impossibile. Noi ci abbiamo provato e va di fare comunque i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto al primo tempo e per provare a vincere la partita. E il sacrificio notevole al secondo tempo quando stavamo soffrendo per cercare di non farla pareggiare che poi è arrivato e comunque per poi non perderla. Ricordiamo, Graziano, che il Carbonia comunque è stato rifatto, vi siete compattati all'ultimo momento, state cercando di guadagnare e riprendere un po' il tempo perso, però visto che la squadra era nuova c'è tanto da ben sperare e credo che i tifosi siano rimasti contenti. Assolutamente sì, un plauso va anche comunque ai tifosi per come hanno accolto la squadra, per come hanno accolto me personalmente che mi ha fatto molto felice e ne sono grato a loro e a tutti quanti. Sì, le indicazioni che ho sulla squadra sono positive, costruite all'ultimo momento, avevamo 15 giorni in meno di preparazione rispetto all'Iglesias, sappiamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ma siamo qua per questo, quindi il futuro fa ben sperare, ora quella speranza è che comunque gli infortunati non siano così gravi e si possano recuperare nel più breve tempo possibile. Una settimana per vedere un Carbonia con l'Iglesias come? Perché comunque volete migliorare ma comunque vorrete anche prendere la qualificazione. Noi vogliamo prima prendere la qualificazione, poi per migliorare comunque il campionato sarà lungo, c'è tanto tempo, però vogliamo andare ad Iglesias per provare comunque a portare fuori una prestazione positiva e possibilmente riuscire a passare il turno. Non sarà facile ma noi ci proveremo. Graziano, torni a Carbone, in panchina dopo 12 anni, che Graziano Mannu era 12 anni fa e che Graziano Mannu è adesso. Allora, Graziano Mannu 12 anni fa stava iniziando e ringrazio la società del periodo che mi ha dato la possibilità di iniziare. Adesso rientro con un bagaglio magari di esperienza maggiore, però per il resto è Graziano Mannu che da 12 anni fa è rimasto adesso sempre con il solito entusiasmo, la voglia di lavorare e di far sempre bene e cercare di coinvolgere tutti i ragazzi per fare grandi cose. È sempre a mordere le caviglie dei tuoi Quello giocatori. sempre, il giorno che mi mancherà questo stimolo probabilmente farò altro e non farò più l'allenatore. Graziano, quando tornerete a Carbone invece oggi siete stati ospiti a Narcao. Sì, ringraziamo l'amministrazione che ci ha accolto e ci ha consegnato questo campo per gli allenamenti viste le partite. Spero di rientrare il più presto possibile, l'amministrazione comunale sta facendo di tutto per farci rientrare nel più breve tempo, ci stanno lavorando sia nel campo che negli spogliatoi, attendiamo solo delle risposte positive che ci dicano il campo è vostro. Grazie, Graziano, in bocca al lupo per il resto della stagione. Crepi, grazie a voi.